Buongiorno a tutti, sono contenta di essere qui oggi e ringrazio chi mi ha invitato a condividere questo progetto per andare verso una Sardegna indipendente. Io sono in Sardegna da 22 anni ed è da 22 anni che mi chiedo e chiedo ai sardi nati, perché ormai anch'io sono sarda, non nata ma sono sarda, mi sento sarda. Come mai la Sardegna non è una repubblica? Ad oggi non ho ancora trovato risposte. Alcuni hanno detto: ma dove vuoi che andiamo? Non è possibile, non siamo in grado di essere indipendenti, non siamo capaci. Quindi gli stessi sardi sono quelli che dicono che non possono e io ritengo che non sia così. Io vengo dalla Repubblica Dominicana, è un'isola anch'essa, anzi mezza isola perché la condivide con la Repubblica di Haiti ed è come territorio il doppio della Sardegna. Siamo una Repubblica indipendente e ad oggi non abbiamo mai voluto essere parte degli Stati Uniti e tutto questo si è conquistato. Sicuramente non io personalmente, però i miei antenati l'hanno conquistato. E si può fare anche qui. E si è parlato nel primo intervento di rivoluzione. La rivoluzione può esserci, dobbiamo essere evoluti. Ci riteniamo evoluti? Se siamo evoluti possiamo rivoluzionare. Io penso che si può fare. E che siano i giovani a promuovere questa indipendenza, io penso che chi è un po' più grande non può che essere contento e sostenere questo percorso. Non continuare come si è fatto fino ad oggi a ritenere che i giovani sono dei bambocci che fanno solo dei casini, possono stare solo in piazza a farsi lo spinello e ci domandiamo il perché stanno buttati in piazza, ci domandiamo perché i ragazzi quando vanno a scuola, perché anziché essere stimolati ad andare veramente a scuola fanno la vela. E cosa si fa per contrastare tutto questo? Cosa si fa? Io penso che i giovani sanno cosa si può fare per cercare di impedire questo. Cosa si può fare per impedire che i giovani vadano via dalla Sardegna? Una media circa, da anni, una media circa di 40 giovani che vanno via dalla Sardegna. E perché non pensare a cosa fare per far sì che quelli che sono andati via possano essere anche attirati a ritornare, oltre che a essere anche attirati per chi vuole venire in Sardegna, perché la Sardegna attira molte persone, attira molti, ma solo per essere sfruttata la Sardegna, così come gli abitanti della Sardegna. Vengono i grandi imprenditori, però i posti che vengono occupati di maggiore rilievo non sono i sardi a occupare, perché non ci sono le capacità, non ci sono le competenze. Può darsi, e allora le possiamo però creare, possiamo fornire capacità e competenze. I sardi non sono imprenditori, non sono tanto d'accordo che la mentalità sarda non sia imprenditoriale, ci sono molti imprenditori sardi, abbiamo Renato Soru è un imprenditore sardo, o no? E quindi ci sono tanti altri imprenditori. Semplicemente bisogna creare i percorsi giusti, come è stato detto già nei precedenti interventi, creare dei percorsi giusti e questo può farlo la prossima legislatura che stiamo cercando di portare alla Regione Sarda. Fare un programma di sviluppo del territorio, quindi uno sviluppo che vede le persone al primo posto, coinvolge le persone, ascoltiamo le persone, perché la politica, i politici
non sono loro o non siamo noi a guidare la cittadinanza, a guidare il popolo. È il popolo che deve dare le linee guide a chi è al potere. Perché se demandiamo dobbiamo sapere per che cosa demandiamo a un politico. Cosa deve dire a nostro nome, cosa deve fare a nostro nome. E quindi lavoriamo per riattivare i giovani, dobbiamo lavorare per avere quella fetta di persone che ormai non credono più nella politica, rimangono a casa il giorno delle votazioni. Dobbiamo stimolare che vadano a votare. Se questo riusciamo a farlo, allora vuol dire che il successo è garantito fin da questo momento. Concludo che fino adesso non si è parlato e un'altra grande fetta della comunità, della società civile, sono le organizzazioni della società civile che fanno un lavoro immane nelle comunità e quindi la politica deve prenderne conto, coprogettare, coprogrammare con le organizzazioni della società civile sul territorio, perché anche queste persone, queste organizzazioni stanno vivendo un periodo abbastanza critico, perché si devono anche sostituire in molti casi alla politica, alle istituzioni. E le organizzazioni della società civile non nascono per sostituirsi alle istituzioni, ma bensì per coprogrammare, coprogettare insieme, lavorare per il bene della comunità. Grazie. Grazie a Elisabeth che ha parlato per Progress. Adesso chiamiamo